Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano, Eurotrack Simulator 2. Ragazzi, tappa Berlino Francoforte. Ragazzi, c'è la sirena, la luce è accesa di là. Forse perché ho fatto dei danni, ho il 4% di danni al camion. Non capisco, ragazzi, se no ho premuto un pulsante alla cazzo. Quindi ragazzi, ho bisogno di un commentino. Come si spegne la lucetta sopra? E ok, la luce proprio non va via in nessun modo. No, che traffico c'è, fioi. Madonnina del signor. Comunque 537 km da Berlino a Francoforte. Insomma, fai una manovra non proprio meravigliosa. Eccola là. Meno male che non ho fatto danni. Ho 4% di danni, oh cazzo del camion, appena sistemato, affanculo. E adesso andiamo a dominare, fioi. Andiamo a dominare. Intanto mi sto guardando le qualificazioni del Gran Premio di Catalogna. Mancano 20 minuti e si gode. Dai Alo, dai Alfonso. Devi fare come il Comendone. Oddio, stanno intervistando Domenicali, mamma mia, un po' de coglione. Autonomia abbiamo per 394 km, bene, dobbiamo fare benzina. Dobbiamo fare benzina, Come me lo godo il volante, me lo godo. Comunque raga, ho una voglia di giocare F1, è pazzesco, chiaramente non posso fare solo video di F1, se no vi rompete anche le balle, avete ragione. Però ho una voglia. E come si dice, adesso con le mod di GP4 ce la godiamo al massimo, ragazzi. Siamo partiti alla grande con Demon Hill, per carità, un pilota di merda, però il Comendone vuole fare l'impresa, cioè vincere con Demone, vincere con il Demone. Poi raga, esce il 17 metro Last Light, giocone incredibile, non vedo l'ora. Requisiti consigliati obesi. Per giocarlo al massimo ci vuole una Titan, cose mai viste. Guarda che curva comendiana. Vai di curva comendiana e godo, andiamo. Mancano 8 ore e 497 km. Arrivo previsto giovedì alle 23:24, adesso sono le 15:24. Oh, Comendon. Mamma mia, per poco, cagata comendiana. Bella giornata, un po' di nuvole, ma insomma, secondo me il tempo tiene, adesso viene il diluvio universale. Tappa tedesca, Berlino Francoforte. Ma sta luce di merda mi sta sul cazzo, fioi. Cioè, commentino su come levare quella luce. Forse sono per i danni, non lo so. Io pulsanti, boh, non ho premuto pulsanti. Abbiamo una luce in più, chi se ne frega. Devo fare presto, che poi devo spararmi le prove ufficiali di Catalogna.
Speriamo bene ragazzi, speriamo bene. La Ferrari deve fare il risultato qua, perché Sebastiano ha già 30 punti di vantaggio, maledetto. Allora, che sto periodo ho fatto poco calcio, ho parlato poco del Milan, perché sono un po' in sciopero con la squadra, però non preoccupatevi che adesso con la finale di Champions previsione, con il Confederation Cup, ritorna anche il calcio sul canale del Comendone. Andiamo a fare benzina. Perfetto. Oh, la luce rimane accesa, forse sono proprio i danni, non lo so. Andiamo a fare benza. Ok, vediamo, devo arrivare. Piselli porto, bene, porto Cazzi, venerdì alle 13, boh. Quindi mi riposo anche, vediamo come siamo messi col riposo. 3 ore, sì. Ok. Dormi, dormi, bel bambino, dormi e spippati al mattino. Ora sta luce di merda, ma dai, ma che roba è? No. Ok. Sono le mezzanotte e 50 e la luce è solo che brutta roba da vedere, aspetta. Guarda che roba! Che domaro, vabbè, insomma, ragazzi, ho bisogno di un commentino per capire come levare sta luce. O è un vaneggio mio con la tastiera, o per segnalare danni al camioncino. Quindi aspetto il commentino comendiano. Grazie raga. Devo portare Piselli ragazzi, ma non esiste, cioè, che palle. Ta. Ormai il camioncino ha quasi 10.000 km, comincia a lavorare. La. Beh, traffico non ce n'è, manco quello, dai. Cerchiamo di fare presto, cazzo. 15 gradi. 15 gradi. L'1:20. Orario previsto di arrivo 8:15. Mancano 6 ore e 50. 422 km. Adesso voglio tirare come un animale scatenato. Voglio fare la Ayrton Senna dei camion. Autonomia col carburante per 1300 km, perfetto, sono tranquillissimo. Come solito 39.000 euro, siamo in ripresa. Il Comendone deve spingere al massimo, vai. Vai Comenda, vai, sulla neve allora mi sembra di trombare, la. Sarà vero che come s'Italia avere un papa nero, che me par vero, che canta le canzoni in Venetian perché il genero africano. Ragazzi, il Comendone cantante. Ho fatto la richiesta per andare a Sanremo, speriamo bene ragazzi. Ai. Camioncino, dai. Mi avete chiesto del limitatore, però voglio tenere a 90 per rendere le cose un po' reali, perché sennò dopo andare a 100.000 all'ora non mi sembra molto normale con un camion. Però è chiaro che da passare dalla McLaren Honda di Senna alla Ferrari di Alfonso a sta merda di camion è dura come velocità, però insomma. Next stop Stoccarda, next stop Francoforte.
Sto volante mi rilassa talmente tanto che viene a dormire, ragazzi. Allora sta luce di merda, ma sembra un tamarro truzzo coi neon. Che roba orrenda. Comunque ragazzi, per i 5.000 iscritti ho in mente un piccolo video di ringraziamento, ragazzi. Sono proprio contento del canale, tutti i commenti che mi arrivano, i complimenti, siete veramente strepitosi, ragazzi. Sono contento veramente. Alla fine questa è una passione, un hobby, e vedere gente, insomma, quasi 5.000 persone iscritte è una soddisfazione grandissima. Per me registrare, fare giochetti è proprio un piacere, è proprio un hobby. Cioè, io gioco, no? Perché non condividere con qualcuno l'esperienza di gioco? Cioè, questo secondo me è l'obiettivo finale di un canale YouTube sui giochi. Chiaramente ho anche la fortuna di prendere qualche soldino che veramente mi permette di comprare o il volante o i giochini, e la situazione migliore è questa. Cioè, meglio di così non può andare, sinceramente. L'idea di prendere tanti soldi in più non mi esalta, sinceramente, perché sarà la mia convenzione, forse perché sono un Kumenda, ma per me, insomma, è lavorare il primo obiettivo. Questo deve essere una passione. Tu hai al massimo quei 100, a fare anche 150 euro al mese, sei non contento, di più. È la cifra, secondo me, 150, 200, dai 150 ai 200 è la cifra super massima da prendere. Così ti prendi il tuo giochetto, il tuo volante, il tuo mouse, tutte le cose per investire sul canale, sei a posto. Secondo me, questa è la mia modesta opinione, ragazzi. Ma di più non vale la pena, poi ti stressi, roba. Se vuoi avere soldini devi lavorare, cazzo, davvero Kumendone. Però insomma, chiaramente chi prende di più non lo critico, anzi, anche se secondo me chiaramente la cosa più importante con i soldini è investirli sul canale. È la cosa migliore, così puoi dare agli utenti un prodotto migliore. Ok, guarda che luna. E andiamo. Guarda sta luce, che palle, ma porca Eva! Mancano 282 km, bene. Ciaccolando, il tempo passa presto. Però ragazzi, che figo Formula 1 su Sky, ragazzi. Sono qua, postazione kumendiana, 2 televisori, volante Eurotrack, a destra Sky HD F1. Mamma mia, si gode. Dopo le donne mi dicono: ma perché Kumendone stai a casa? Non vieni fuori, non fai cazzo, cosa da fare intanto? E ormai è più, purtroppo, per carità, il Kumendone è anche sfiga, ma trova più mongole che ragazze serie, purtroppo. E poi, cioè, stare a casa, vado a spendere soldi per il cazzo per andare fuori, rompermi i coglioni, guarda. Ormai videogiochi, lavoro, calcio, amici, e la ragazza seria, la donna seria, quello ormai è più una chimera, cioè veramente, ragazzi, cioè, non so se a voi va meglio, raga, ma io veramente sono circondato da mongole obese proprio. Cioè, il loro unico pensiero è truccarsi, essere belle, cioè no, cervello proprio zero. Ma lasciamo perdere, dai. Lasciamo perdere, che sennò mi girano le palle in maniera elevata. Vabbè, cioè, sembra una cacchio di ambulanza, cioè io non lo so, sembra un'ambulanza. Sto guidando un'ambulanza e vai. Pronto, 113. Che bello suonare il clacson, che bello! Intanto Jenson Button si posiziona sulla sua McLaren, macchina proprio la McLaren quest'anno, ragazzi. Infatti su Formula 1 2013 penso di partire con la McLaren, perché praticamente secondo me tra le scuderie più scarse iniziali ci sarà Marussia, Caterham,
e McLaren, cioè veramente che macchina di merda, mamma mia. Guarda Pippo Massa, vai Pippo. Ragazzi, ho pensato, ma fare un mondiale in cooperativa in 16 giocatori a Formula 1 non sarebbe una bella idea. Unico problema è che ho un po' di problemi con la connessione con Formula 1, non capisco il perché. Però ragazzi, se voi mi date un parere, un consiglio su come sistemare il discorso Formula 1 online, potremmo fare la cosa più incredibile, il mondiale di F1 a 16 giocatori, si può fare. Perché potremmo fare anche gare singole, poi scrivo io i punteggi come ho fatto per il campionato in single. Ragazzi, aspetto commenti, perché se si può fare, se sistemano online, fare un mondiale a 16 giocatori, ragazzi, cioè, magari anche con qualche premio, non so, potrei inventarmi qualcosa, magari qualche targhetta, qualche medaglietta per i primi, perché io sono appassionato, visto che fortunatamente insomma, a livello sportivo ho preso tante medaglie, per me è proprio una passione, le coppe, medaglie, targhe, quindi potrei pensarci, sembrava tanto figa ragazzi, però devo sistemare questo problema del multi, perché per quello che con Edward non ho più fatto il campionato, perché non riuscivo più a giocare. Sono le 4:06, molto bene. Ragazzi, ci conto, come fare per levare la cazzo di luce da sirena e progettino mondiale di Formula 1 a 16 giocatori. Comunque insomma quelli che ci sono, ecco, chi ha voglia chiaramente, se siamo anche in 7-8 non è un problema. Chiaramente come regole mettere le macchine tutte con la stessa potenza, perché se no non è giusto, danni, incidenti e chiaramente ecco magari livello di difficoltà professionista, perché col fatto che non c'è nessun flashback non puoi sbagliare niente perché sei in multiplayer che è più difficile, magari mettiamo un livello un po' più semplice, visto che comunque c'è c'è il computer con qualche pilota. Oh, sono partite le Q1 da 20 secondi, bene, aspetta che mi riposo un attimo le mani. Ok, mancano 144 km e si gode. Dai che siamo quasi arrivati. Ragazzi, comunque l'idolo di quest'anno è Max Chilton, cioè Max Chilton è l'eroe della... è l'eroe, però madonna che scarso. La Marussia è una merda, però Bianchi è molto meglio di Max Chilton. Riposiamoci un attimo, che porca puttana, ho le mani sudate. 8, niente, non posso. Adesso vediamo, sto facendo anche il Fantasy GP con un mio amico, sta andando, insomma, siamo partiti bene, eravamo addirittura 50esimi assoluti, poi il Gran Premio della Malesia e del Bahrain ci ha un po' inculato, siamo 3000esimi, però sta andando bene. Per questa gara abbiamo messo Massa, Webber e Sutil e come scuderia Ferrari, speriamo bene, raga. Comunque ho visto le fidanzate dei piloti, quella di Alonso è una, insomma, è una non proprio una brutta ragazza, e poi il fondoschiena della morosa di Bottas, ragazzi, cioè un applauso per il fondoschiena della morosa di Bottas, una cosa grande, bella in carne, perché ragazzi le ragazze secche proprio no, cioè viva la carne. E proprio veramente complimenti a Bottas, pilota insomma che pensavo meglio, ho detto era l'erede di Hakkinen, non un pilota, finora insomma la Williams va abbastanza da cagare. Mi dispiace per il buon John Van Helgen, che il buon Joe è il tifoso della Williams, però proprio male la Williams quest'anno. Era Nicola Rosberg, Nicolino. Anche ormai ci siamo, tanto ciaccoliamo tanto, insomma questo gioco insomma ti può permettere anche di ciaccolare tranquillamente. Nuvoloni minacciosi in quelli di Francoforte.
Next stop, Francoforte, Francoforte. Non devo levare assolutamente sta luce perché mi sta sul cazzo proprio. 76 km all'arrivo. Roger, Roger, Francoforte Center, autorizzazione al parcheggio. Io, affermativa in lei può atterrare. Anzi, parcheggiare. Madonna ragazzi, pensa che non fumo e non bevo ragazzi, sono astemio, non ho mai fumato una sigaretta e sono preso così ragazzi. Veramente, i vaneggi comediani sono cominciati nel lontano, ma dal 94, 95 che vaneggio. Comunque ragazzi, non voglio più leggere un commento che GP4 è una grafica di merda, perché è un gioco del 2001 ed è strepitoso ragazzi. Chi ama la Formula 1 non può non amare quel gioco, è un gioco veramente incredibile. L'unica roba che ho è chiaro, sono vecchiotto, non compatibilissimo per Windows 7, è chiaro che magari qualche ogni tanto crasha, robe così, però insomma chi se ne frega. 52 km prima di uscire la Toro Rosso di... che è uscito, vi racconto in diretta le Q1. Toro Rosso mi pare chi? Ricciardo o Vernier, non è, madonna che giusto qua. Ciao bello. Aspetta che metto il mosaico ragazzi per vedere race control, così mi sparo i tempi, le onboard e tutto quanto insieme. Alla Montezemolo, vaffanculo, quanto odio quell'uomo. Ma dov'è il... Enzo Ferrari, porca puttana, quello sì che era un figo della Madonna, Dio santo, mamma mia che testa, che uomo. Cosa ha creato, mamma mia, stima veramente per Enzo Ferrari. Ah, Ricciardo, Ricciardo è partito, boh. Race control, perché non vada a sbattere. Race control, vai che si gode. E andiamo. In testa alla corsa Michael Schumacher, secondo David Coulthard, al terzo posto Mika Häkkinen, Frentzen è quinto. Attenzione, sta andando dalla parte sbagliata. Che gioco è questo? È la telecronaca di che gioco? Ecco una Ferrari. Ecco contro il guardrail. Ragazzi, adesso commentino. Allora, commentino per come levare la luce da quel cazzo di camion. Mondiale di Formula 1 in cooperativa. E la telecronaca di che gioco di Formula 1, quella là. Allora, vediamo se indovinate. Se indovinate, pipponi datori, 11 km, siamo arrivati. Boh. Piccoli e gravi problemi per lui. Non ha potuto concludere la gara. Vediamo se indovinate che gioco è, figli. Un gioco di Formula 1, uno dei più belli della storia. Se indovinate i pipponi obesi della bella Tori. Madonna Tori, che spazio. Mamma mia, Tori è qualcosa di incalcolabile proprio. Altro che Sasha Grey, cioè, sinceramente a me Sasha Grey fa, insomma, fa abbastanza da cagare. E poi si è già ritirata, cioè non puoi ritirare, non puoi appendere la figa al chiodo così presto, cioè dai, non esiste, dai. Pole position provvisoria per Ricciardo. Arrivo un attimo. Scusate ragazzi, mi chiamano. Manca poco, per fortuna manca 1 chilometro, ma con me. Maldonado, secondo tempo. Come primo escluso del Q2 ho messo Hülkenberg, Nicolino Hülkenberg, quindi ragazzi ti fate per questo. Perché siamo arrivati. Tagliamo così facciamo prima. Vai, vai, vai. Ho messo la manovra come indiana, speriamo di fare presto. Perché sennò devo andare in automatico. Ok, vai, 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 vai. Merda, frena obesoide. Boh. 2.
Vai. Vai indietro. Vai indietro. Vai indietro. Dai, come non ne fai veloce, cazzo. Vai. Vai come non. Mamma mia, che pippa che sono. Dai. Adesso faccio così. Vado dritto, dovrei farcela. Ok. Vai indietro. Vai. Vai. Ma perché? Madonna che stress. Madonna, quel volante è veramente una rottura di coglioni obese. Vai. 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 Devo andare con ragazzi, scusate. Sono una pippa di proporzioni obese. Un attimo, per favore. Sono anche di fretta, cazzo. No, va, la provo ancora un minuto e poi basta, mi sono rotto quel cazzo. Che pippa che sono, che pippa che sono. Niente, vaffanculo, ciao. Purtroppo ragazzi sono di fretta, non ce la faccio. Eccellente, grande, grande. Ok, perfetto ragazzi, ho saluto il comandante veneziano.